Il suo è un impegno prestato alla politica, ecco come mai ha deciso di candidarsi. Io penso che tutti i cittadini abbiano il dovere civico di impegnarsi nella vita politica della propria città, perché è la città dove nascono i nostri figli, dove li facciamo crescere, dove li portiamo a scuola e dove poi invecchiamo. E in questo senso la città di Agrigento non offre sicuramente in questo momento né ai giovani né agli anziani e né anche, aggiungerei, la categoria dei disabili, dei servizi adeguati a una qualità di vita e a un benessere ottimali. Quindi le problematiche che la futura amministrazione si troverà ad affrontare sono veramente tante e per questo motivo ritengo fondamentale che a Palazzo dei Giganti si respiri un'aria nuova, quindi nuove energie, nuove idee, nuove persone quindi. In questa campagna elettorale ho incontrato molti agrigentini, quindi molte persone che mi hanno da un lato comunicato lo sconforto nel vivere in una città che in questo momento offre un senso di abbandono. Anche molti turisti con cui ho avuto modo di confrontarmi mi hanno proprio rimandato questa immagine di città bellissima dalle enormi potenzialità che però sembra abbandonata dal punto di vista anche proprio fisico della bellezza. E quindi ritengo che la futura amministrazione che amministrerà la città per 5 anni non può non tener conto di questo desiderio di città normale, perché l'altra parola che mi hanno sempre detto gli agrigentini è proprio il desiderio di vivere in una città normale, come se in questo momento loro abitassero un Agrigento anormale. Futura amministrazione nel segno di Lillo Filetto, perché lei sostiene Filetto. Sì, io sono candidata nella lista di Sicilia Democratica che appoggia Lillo Firetto perché riteniamo che le sue doti appunto di amministratore che sono state già sperimentate a Porto Empedocle possano sicuramente essere utili ad Agrigento.